Sono soddisfatto della scelta che abbiamo fatto e che assieme abbiamo costruito intorno alla sponsorizzazione del circuito allievi ragazzi di Emaprice. In modo particolare sono soddisfatto per la presenza del suo direttore marketing, il dottor Enrico Renosto, il quale è anche amante del nostro ambiente e quindi tutto diventa più facile. È un'immagine questa che a noi ci onora, è un'immagine che partecipa a quelli che sono i lavori del mondo degli sport invernali e che pertanto non può che essere un risultato per entrambi. Emaprice è a fianco di Fisi Veneto perché pensiamo che Fisi Veneto sia una realtà che debba essere sostenuta per quello che sta portando avanti. Noi crediamo che i giovani impegnati nello sport siano giovani che abbiano un equilibrio interiore che possa servire nella loro vita sia per risultati sportivi sia per risultati professionali che potranno riguardare la loro anche futura vita professionale. Emaprice è una realtà che sta lavorando molto nel territorio bellunese e in generale nel territorio montano veneto. Stiamo sponsorizzando varie realtà. Riparte il circuito Children, quest'anno marchiato Emaprice. È confermato l'impianto organizzativo delle passate stagioni, 6 gare per ciascuna delle circoscrizioni. Le finali quest'anno si terranno a cavallo del mese di febbraio e di marzo ad organizzazione del centro agonistico veneziano. Ci aspettiamo una partecipazione in linea agli anni passati, circa 400 unità divise sulle circoscrizioni e quindi vi aspettiamo in pista. Le gare sostanzialmente ricalcano i soliti canoni, quindi sono 4 giorni di finale, nelle quali vengono divise le discipline tecniche da quelle veloci e che verranno comunque disputate in 2 località diverse. Le discipline veloci vengono sviluppate nel comprensorio del San Pellegrino, mentre le discipline tecniche nel comprensorio di Aleghe. All'incirca abbiamo calcolato e sono una trentina di persone nel totale, tra organizzazione di pista, tracciatori e assistenza. È un impegno notevole, però data l'esperienza che abbiamo avuto anche in altre occasioni siamo convinti di portare a termine nella miglior maniera possibile questo compito, che comunque è un compito che ci onora.